tragedia di Miane ha disposto un ulteriore esame sui corpi di Susanna Recchia e della figlioletta Mia, morte nel Piave. Esclusa per ora l'autopsia, la commozione dell'ultimo datore di lavoro, della 45enne. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa la turista padovana ferita ieri a Napoli da una statuetta caduta da una finestra di un palazzo dei quartieri spagnoli e le sue condizioni sono gravissime. Grave incidente sul lavoro a Riese Pio X, dove un operaio è rimasto intossicato dalle esalazioni di una resina che stava applicando ad una cisterna. C'è l'ombra del dolo sull'incendio che la scorsa notte ha semidistrutto un'abitazione di Rigonza e quella dei vicini del dipendente del comune a cui erano state date alle fiamme le auto dopo una serie di minacce. Venezia è tra le province italiane con il più alto numero di reati. La classifica del Sole 24 Ore la posiziona al 9° posto, scalzando province come Napoli e Palermo. In Veneto la più sicura è Treviso. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale, questa volta per il forte vento atteso dalla mezzanotte sulla fascia costiera e nella pianura sud-orientale. Il fisioterapista italo-argentino Ulises Badio, trevigiano d'adozione, nel nuovo staff del numero 1 del tennis Jannik Sinner. Il post social per dare il benvenuto a lui e al preparatore atletico Panini. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, questi i titoli. Veniamo alla tragedia di Miane, parla l'ultimo datore di lavoro della 45enne. Susanna era una persona bella e solare, la ricorda così il dentista presso cui lavorava da 10 anni, il dottor Attilio Ceschin. Nelle prossime ore sarà disposta una seconda perizia esterna sui corpi di mamma e figlia per escludere ulteriori ipotesi che non quella di omicidio-suicidio. Io spero che questo serva a noi per uscire dalla nostra gabbia e cercare di aprirsi agli altri. Scusi? Si commuove il dottor Attilio Ceschin, il dentista di Vittorio Veneto, presso il quale Susanna Recchia lavorava da 10 anni e che avrebbe dovuto riprendere il lavoro proprio questa settimana. La donna, che sabato scorso ha trascinato con sé la figlioletta Mia di quasi 4 anni, li avrebbe compiuti a novembre, nelle acque del Piave, non aveva mai dato segno di alcun problema, almeno sotto il profilo lavorativo. Nelle prossime ore sarà disposta un'ispezione esterna sui corpi di mamma e figlia. Il PM, Barbara Sabatini, titolare dell'inchiesta, ha chiesto un ulteriore esame dopo quello già fatto dal sanitario intervenuto a seguito del ritrovamento dei corpi. Se non dovessero emergere elementi contrastanti con l'ipotesi più accreditata di omicidio-suicidio, verrà dato il nulla osta per la sepoltura. Ma resteranno gli interrogativi e il dolore di una comunità scossa da una tragedia che nessuno aveva nemmeno lontanamente previsto. E lei dovrebbe ritornare qui giovedì e nulla ha fatto presagire dal punto di vista lavorativo che ci fosse qualche problema. Lei ha avuto molte volte in cui ha dovuto assentarsi dal lavoro perché figlia stava male, tanti problemi con 4 figli, è normale che sia. Lo faceva solo se costretta, tante volte l'ho vista chiamare per urgenze per la figlia, però il lavoro l'ha sempre gestito in maniera molto professionale. Una donna solare e bella, sulla quale il male oscuro si è abbattuto in modo implacabile. Da circa un mese la sua relazione con Mirko De Osti, il padre della piccola Mia, si era interrotto e la situazione l'aveva lasciata molto provata, anche se non lo aveva mai dato a vedere, fino al tragico epilogo. Una persona estremamente tranquilla, solare, sempre sorridente, molto ben disposta a trattare i pazienti in maniera colloquiale, amichevole. Difatti ho avuto dei messaggi dei pazienti che mi hanno commosso perché la ricordano come una persona bella, simpatica. Non c'era assolutamente nessuna ombra di problemi personali che giustificassero una situazione neanche così grave, anche meno grave, cioè o ha nascosto tutto dentro di sé. E questo mi dispiacerebbe non averlo capito, ma non era impossibile, è una persona veramente unica. È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa. La turista padovana ferita ieri a Napoli da una statuetta caduta da una finestra di un palazzo dei quartieri spagnoli. Le sue condizioni sono gravissime.
È ancora in gravi condizioni la trentenne padovana ferita alla testa da una statuetta di onice caduta dall'alto mentre stava passeggiando tra i vicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare, dove è stata sottoposta nelle scorse ore ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un'emorragia con edema cerebrale. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16. Chiara, trentenne padovana ma residente a Parigi, stava camminando con un amico in via Sant'Anna di Palazzo ai quartieri spagnoli quando all'improvviso ha visto cadere qualcosa dall'alto, prima una bottiglia e poi una statuetta scura che ha colpito la giovane in testa facendola cadere a terra tramortita. Illeso invece la persona che era con lei. Chiara è stata soccorsa da 2 turisti americani, entrambi medici che stavano passando in quel momento, e le hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi che, vista la gravità della ferita, hanno immediatamente trasferito la trentenne all'ospedale del Mare. La vicenda è seguita da vicino dall'assessore al turismo di Napoli, Teresa Armato. La ragazza ieri sera tardi è stata operata e poi stabilizzata e accolta nella rianimazione dell'ospedale, dove è ancora in condizioni stabili. Adesso stiamo cercando di trovare, abbiamo già trovato per la verità, una sistemazione per il fidanzato e per tutti i parenti, per le 2 famiglie, insomma, che adesso stanno arrivando nella nostra città. Noi veramente ci auguriamo davvero che, malgrado le condizioni così gravi, però ci possa essere un decorso positivo di questa terribile vicenda. La prognosi è riservata, fondamentali le prossime ore per capire l'evoluzione della situazione. Per questa mattina sono previsti accertamenti medici per capire le condizioni dell'attività cerebrale. A Napoli in queste ore sono arrivati i familiari della trentenne. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire ogni aspetto dell'incidente, anche se sembra trattarsi di una tragica fatalità. Sia la polizia che immediatamente è accorsa sul luogo e sia i nostri vigili stanno facendo le indagini. Al momento più di tanto non le so dire, so che appunto è stata colpita da una statua, sembra, comunque molto pesante. I pezzi della statuetta, un grosso elefante di onice, sono stati recuperati e sequestrati dalla polizia. Grave incidente sul lavoro a Riese Pio X in provincia di Treviso, dove un operaio è rimasto intossicato dalle esalazioni di una resina che stava applicando ad una cisterna. La lista degli incidenti sul lavoro in Veneto continua ad allungarsi. L'ultimo in mattinata a Riese Pio X ha coinvolto un operaio di 69 anni residente a Resana, trasportato in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso. L'uomo stava svolgendo un'attività per lui abituale, ovvero la stesura di un manto di resina all'interno di una cisterna. Sono stati i colleghi di lavoro ad accorgersi del suo svenimento, verosimilmente a causa delle esalazioni respirate. L'operaio stava lavorando per conto della Carra Depurazioni di Castelfranco Veneto, azienda specializzata nella realizzazione di prefabbricati per la gestione delle acque meteoriche, reflui domestici e industriali. L'incidente è avvenuto nei locali dell'azienda Vudaffieri di Riese, che a sua volta produce manufatti in calcestruzzo e ha concesso in uso una parte della sua area per le lavorazioni e il deposito della Carra. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso da Treviso, i carabinieri e 2 ispettrici dello Spisal dell'ULS 2 per le verifiche e le indagini. Secondo alcune testimonianze, l'operaio, raggiunto anche dalla figlia, avrebbe ripreso i sensi prima di essere portato in ospedale in condizioni gravi. Quella degli incidenti sul lavoro, ha commentato Roberto Toigo, segretario regionale della UIL, è una sorta di routine a cui però non bisogna abituarsi. È disarmante, aggiunge, che notizie come questa ci raggiungono ormai quasi quotidianamente. Il sindacato invita a non abbassare la guardia di fronte a quella che definisce strage vergognosa e inaccettabile, e lo fa a ridosso della manifestazione prevista mercoledì a Venezia, quando lungo i canali sfilerà un corteo acquatico con 101 bare, tante quante le cosiddette morti bianche in Veneto nel 2023. Anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, pochi giorni fa, parlando di vittime e feriti sul lavoro, aveva parlato di intollerabile offesa per la coscienza collettiva. C'è l'ombra del dolo sull'incendio che la scorsa notte ha semidistrutto un'abitazione di Vigonza. Il rogo è partito da un'auto e si è velocemente esteso alla casa. Si tratta dei vicini del dipendente del comune a cui erano state date alle fiamme le auto dopo una serie di minacce.
2:40 via Rigato a Vigonza. Nel cuore della notte si sviluppano le fiamme che, partite da un'auto, in pochissimi istanti intaccano un altro veicolo e si estendono alla casa. C'è l'ombra del dolo su un incendio che ha semidistrutto e reso inagibile questa villetta di proprietà dei vicini di casa del tecnico del comune, a cui a inizio maggio erano state bruciate le auto dopo una serie di minacce. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che prima sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitando danni peggiori, poi hanno iniziato a esaminare le possibili cause. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che per lunghe ore sono rimasti nell'abitazione, sentendo la famiglia e cercando di ricostruire quanto accaduto. Una vicenda legata a una denuncia per abuso edilizio relativa a un'area di parcheggio nei pressi di via Rigato, che ha portato a processo un'azienda condannata a un maxi risarcimento. Solo per un miracolo qualcuno stanotte non è rimasto ferito. Vicina alla famiglia, l'amministrazione comunale. Siamo sgomenti e senza parole, ha dichiarato il sindaco Gianmaria Boscaro. È da mesi che il comune e i cittadini della zona hanno segnalato minacce e atti persecutori che vengono subiti, e non è possibile che ad oggi nessuno intervenga se non l'Arma dei Carabinieri. Questa notte si è rischiata la tragedia perché 5 persone, di cui 3 bambini, sono salvi per miracolo. Vigonza non è terra di illegalità e non accettiamo che qualche criminale tenga sotto scacco un territorio di brava gente ed onesti lavoratori. Sequestrata dalle fiamme gialle di Treviso, ad un imprenditore una Porsche Cayenne. Era alla guida di una Porsche Cayenne con targa ucraina quando è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza lungo la strada regionale castellana. È finito nei guai un imprenditore polacco residente ufficialmente in Polonia ma domiciliato nella provincia di Treviso, denunciato per contrabbando e sequestrata l'auto. Secondo gli accertamenti, il SUV di lusso del valore di circa 140.000 euro era stato immatricolato in Ucraina nell'agosto del 2024. Il veicolo era stato poi importato in Italia eludendo il pagamento dei diritti doganali con un'evasione stimata intorno ai 40.000 euro. L'imprenditore polacco, oltre ad aver utilizzato l'autovettura nel territorio regionale, ha anche acquistato circa un anno fa un immobile nel Trevigiano, ottenendo l'agevolazione prima casa, motivo per cui è stato ricondotto al Trevigiano il centro principale degli interessi del cittadino polacco. Oltre alla residenza ufficiale in Polonia, l'imprenditore ha legami stabili con l'Italia. Le indagini hanno evidenziato che l'auto, sebbene immatricolata all'estero, veniva utilizzata regolarmente in Italia. Grazie alla collaborazione delle polizie locali di Treviso e di altri comuni, è stato accertato che il veicolo era stato avvistato in più occasioni tra le province di Treviso, Venezia e Padova, sempre per motivi non legati a emergenze o situazioni eccezionali, ma piuttosto per esigenza personale o familiare. Sua moglie vive fra l'altro stabilmente in provincia di Venezia e l'uomo ha dichiarato di avere numerosi interessi personali e lavorativi nel territorio, confermati dalla sua dichiarazione ai militari. Quando è stato fermato per il controllo si stava recando in un negozio di articoli sportivi in zona. La normativa che consente la temporanea importazione di veicoli extra UE nel territorio doganale comunitario è molto stringente. Può essere utilizzato un veicolo extra UE solo nel caso in cui ricorrano ragioni di emergenza o di lavoro. L'imprenditore è stato denunciato per contrabbando, un'accusa che comporta sanzioni molto severe. La legge prevede una multa compresa tra 2 e 10 volte l'importo dei diritti di confine evasi, oltre alla confisca obbligatoria del veicolo. Venezia è tra le province italiane con il più alto numero di reati. La classifica del Sole 24 Ore la posiziona al 9° posto, scalzando province come Napoli e Palermo. 4.825 denunce ogni 100.000 abitanti, numeri che rendono Venezia la 9ª provincia d'Italia nel 2023 per delitti denunciati. Superata da Milano, Roma, altre grandi città del nord, ma anche Prato e Imperia. Emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Si nota, ahimè, un peggioramento rispetto alla precedente classifica per il capoluogo lagunare, che è balzato dal 12° posto al 9° per indice di criminalità, davanti a città come Napoli e Palermo. A Venezia nel 2023 si sono contati
presentate 40.282 denunce, tra cui 3 per omicidi volontari, 13 per tentati omicidi, 20 per omicidi colposi, 114 per violenze sessuali, 22.144 per furti, 442 per rapine, 5.307 per truffe e frodi informatiche, 113 per estorsioni. A farla da padrona i furti, che portano Venezia a essere quinta in Italia, stabile con 22.000 denunce. Crescono le truffe informatiche, le rapine e la contraffazione. I reati denunciati nel capoluogo sono il 53,9% di quelli denunciati in tutta la città metropolitana. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, infine, Venezia è 31esima in Italia. Tra le altre città venete, Verona è posizionata al 22esimo posto con oltre 3.900 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Padova al 40esimo, mentre tra le meno pericolose ci sono Rovigo al 56esimo, Vicenza al 59esimo, Belluno al 98esimo. Solo 2 province in Italia sono più sicure di Treviso, che ha 19.840 denunce totali: Potenza e Oristano. Non si ferma la mobilitazione degli operatori sanitari che, dopo aver protestato la scorsa settimana, hanno aderito allo sciopero manifestando davanti alla sede veneta di Uneba in via Vescovado a Padova. 500 le persone presenti, arrivate da tutto il Veneto. Contratto subito! Un contratto fermo da 4 anni, un rinnovo difficile con proposte arrivate da Uneba che gli operatori sanitari considerano inaccettabili. Davanti alla sede veneta di via Vescovado a Padova in 500 hanno spiegato la loro rabbia in una mobilitazione destinata ad andare avanti. Mi viene in mente quando c'è stata la pandemia, con coraggio noi siamo andati a lavorare, ci siamo presi cura degli anziani, abbiamo rischiato le nostre vite in prima linea, abbiamo lasciato a casa i figli. E con amore, sacrifici, coraggio siamo andati a lavorare, quindi meritiamo veramente essere trattati meglio di così. Quanto prende al mese? Dopo 20 anni sullo stesso posto di lavoro il mio stipendio aggira intorno ai 1.300-1.350 euro. La problematica di oggi è che rischiamo che tra 20 anni non ci siano più questi servizi per anziani, per disabili, per minori, perché la professione non è più appetibile. OS, infermieri, nessuno vuole fare più questo lavoro. Perché? Perché con le retribuzioni non si arriva a fine mese. Quanto guadagna al mese? Miseria, miseria. La situazione è una situazione naturalmente di forte carenza di personale, dove il personale è molto, sotto stress. Noi vogliamo arrivare in tempi brevi a firmare un contratto che garantisca quanto dovuto a queste lavoratrici e lavoratori. Quanti doppi turni ha fatto questo mese lei? Io sono arrivata a cominciare a rifiutare. Sono una di quelli pochi che dice no. Ho anche la famiglia, ho i figli da seguire, però ci sono i miei colleghi che fanno doppio turni, che smontano dalla notte e lo dicono, poi venire a farmi un'altra notte. Rinunciano ai loro giorni di riposo, lavorano 9 giorni, 11 giorni di fila e poi lavorano. Come lavorano? Perché se mi trovo in turno con uno che lavora da 7-8 giorni, sono io che faccio carico di suo lavoro, perché non lavora, perché non ce la fa a stare in piedi, neanche psicologicamente, come fa a seguire ospiti malati? Ma io mi chiedo, i parenti di questi ospiti fanno delle domande? Rinnovo del contratto! Rinnovo del contratto! Rinnovo del contratto! Ancora un'allerta meteo per le prossime ore. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di mercoledì, in cui si dichiara la fase operativa di attenzione per vento forte su costa, specie centro-meridionale e pianura limitrofa sud-orientale. A seconda dell'intensità del vento, la fase di attenzione potrebbe essere riconfigurata a livello locale in fase di preallarme o allarme. Puzze indescrivibili e il pericolo dello scoppio di una bomba ecologica in caso di incendio. Succede a Galliera Veneta.
Galliera Veneta, l'azienda Solar, chiude dall'oggi al domani lasciando a casa 30 dipendenti e abbandona nel piazzale, in balia delle intemperie, sacchi di farine e silos di grassi e oli derivati da scarti animali. Potete ben immaginare la situazione per chi vive e lavora nell'area adiacente a questo stabile di via Roma, nella zona industriale del paese dell'Alta Padovana. È proprio il proprietario dell'edificio che ci ha chiamato per denunciare quella che lui stesso ha definito un'indecenza, tra odori nauseabondi, mosche, vermi e topi. In agosto era un disastro, la gente si lamentava e logicamente guardate cosa c'è, non so neanche io cosa dire. Come vedete non c'è nessuno che si muove, che faccia qualcosa. È da dicembre dell'anno scorso che abbiamo questa situazione. Voi vi siete rivolti ovviamente a chi gestiva? A chi gestiva e dovevano venire, sì veniamo a vedere, li abbiamo avvisati che stavano prendendo fuoco, li abbiamo avvisati e non si sono più fatti vedere. Devo dire la verità, abbiamo interpellato anche il sindaco si è dato da fare in tutti i modi per trovare la soluzione, però a tutt'oggi neanche con lui solo lettere e basta. Però la situazione è ingestibile, insopportabile. È insopportabile soprattutto per l'odore. Si pensi in agosto con 40 gradi cosa c'era qua. Sono stati bravi a non chiamarvi prima i vicini qua, sono stati bravi a non chiamarvi i vicini. Cosa chiede? Chiedo che qualcuno intervenga prontamente, soprattutto per portare via queste farine e dare una pulizia. Lei ha pensato di chiamare noi perché non sa più cosa fare? Non so più cosa fare perché nessuno viene a muoversi. Ma c'è di più, si teme proprio per l'incolumità pubblica, dichiara Lorenzin. La scorsa estate nel capannone sul retro era divampato un incendio che, se si fosse propagato allo stabile adiacente... Qua ci sono 30.000 litri su tutto l'impianto di olio diatermico che è altamente infiammabile. Ci sono ancora tutti i grassi, questi silos sono ancora pieni di grasso. Se succede un incendio questa è una bomba ecologica perché... Diossina, cosa si può sprigionare? Penso diossina si può sprigionare qua. E, questa è la situazione, insomma, ecco. Siete molto preoccupati? Molto, ma molto preoccupati, dico la verità, siamo molto, ma molto preoccupati. Cambiamo argomento, una notizia di sport perché Ulises Badio, fisioterapista italo-argentino, trevigiano d'adozione, è entrato nello staff del numero 1 al mondo di tennis Jannik Sinner. Lo ha ufficializzato lo stesso tennista altoatesino con un post di benvenuto sui suoi canali social dove compaiono lui, Badio e il nuovo preparatore atletico Marco Panicchi. Squadra nuova dopo le ben note vicende che hanno portato Sinner davanti all'antidoping. Badio, che ha scelto Treviso per stabilirsi e aprire il suo studio, è stato al fianco di Novak Djokovic fino a qualche mese fa. Lo seguiva come fisioterapista dal 2017. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Adesso la sigla, poi le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buona serata.